Della famiglia Ciobanu, in questa villetta azzurra a 2 passi dalla spiaggia di Jesolo, è rimasto solo Emilian, 19 anni. Nel terribile incidente della scorsa notte ha perso mamma, papà e sorella. Ha visto l'ultima volta i suoi genitori ieri sera, prima che uscissero per andare a prendere la figlia. C'erano i miei genitori che dovevano andare a prenderla. Quando al ritorno hanno avuto l'incidente. E dove erano andati a prenderla? A Mestre, alla stazione dei treni, perché mia sorella era andata in Toscana a trovare dei parenti. Quando è tornata non è più tornata. La famiglia Ciobanu, di origine romena, era in Italia da molto tempo, perfettamente integrata, si era trasferita a Jesolo un anno fa. Io sono dalla terza elementare qua e sto ancora facendo la scuola superiore a Mestre. Mia madre lavorava a Venezia al campo, faceva le pulizie. Mio padre ora no, perché ha avuto l'incidente al lavoro e aveva la mano messa abbastanza male, era in disoccupazione. Emilian è appena rientrato a casa dall'ospedale dove ha consentito alla donazione degli organi dei suoi familiari. Mio padre aveva già deciso da tempo per donare, invece mia madre e mia sorella non erano decise e io so che loro volevano fare del bene agli altri, quindi la donazione di organi ci stava. Il dolore è immenso, eppure Emilian dimostra una forza d'animo incredibile. La vita non sarà mai più quella di prima. Adesso è rimasto solo, ma cerca di guardare avanti mettendo in pratica quello che i genitori gli hanno insegnato. Io ora devo vedere come andare un po' avanti perché abbiamo la casa da pagare, le bollette e tutto il resto. Io non lavoravo, ho lavorato solo l'estate, non che sia un granché. Io ora proverò, vedo dopo, con il tempo, quando riuscirò a mandare i loro corpi in Romania dove volevano essere sepolti, trovarmi un lavoro fisso e andare anche a scuola. Se no devo trovarmi. Oggi è più difficile trovare un lavoro senza il diploma delle superiori, quindi con quello riuscirei a trovare un lavoro facile. Ed in questo dramma Emilian è solo e da solo cerca di farsi forza. Bisogna essere forti nella vita, se no si va giù e si fanno solo cavolate. Poi il pensiero va a mamma, papà e alla sorella Diana. Mi ricorderò come l'ultima volta che li ho visti sorridendo.